Gli imballaggi tipo vetro e barattolame vanno conferiti, come attualmente, all'interno dei contenitori stradali dedicati e dislocati sul territorio comunale. Gli imballaggi tipo vetro e barattolame vanno riposti sfusi negli appositi contenitori stradali. Gli utenti possono conferire i rifiuti negli appositi cassonetti a disposizione, senza limiti di orario o di frequenza. È vietato l'utilizzo di sacchi di plastica. Vi ricordiamo che il vetro è un materiale riciclabile all'infinito. Inoltre, riciclare il vetro è energeticamente meno dispendioso rispetto al produrlo ex novo. Allo stesso modo, anche il processo di produzione di alluminio vergine richiede molta energia e riciclare questo materiale permette un risparmio energetico del 95%. Vediamo ora alcuni esempi di cosa va conferito negli imballaggi in vetro e barattolame. Bottiglie e contenitori in vetro, sia integri che in cocci. Tappi e capsule di metallo. Bicchieri. Contenitori in vetro per medicinali, ovviamente vuoti. Il barattolame in genere, inteso come contenitori di pelati, del tonno, della frutta sciroppata, ma anche le scatolette di alimenti per animali e i barattoli del caffè. Le lattine per le bibite, vaschette e contenitori in alluminio per la conservazione o congelamento di alimenti, i fogli di carta alluminio con cui abbiamo avvolto i cibi, ma non solo, anche gli involucri per la cioccolata e la linguetta in alluminio che ricopre i vasetti dello yogurt. Vediamo ora alcuni esempi di cosa non va conferito negli imballaggi in vetro e barattolame. Lampadine e tubi al neon, considerati RAEE, quindi rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, andranno conferiti direttamente al centro di raccolta. Così come la ceramica, quindi piatti, tazzine da caffè o tè, considerati inerti, anch'essi sono destinati al centro di raccolta. Barattoli di vernice, stessa destinazione. Porcellana, specchi, contenitori in vetroceramica tipo Pirex, quindi coppe o pirofile, oggetti in cristallo, tutti rifiuti che, se inseriti anche in piccole quantità, rovinano la raccolta del vetro e il conseguente riciclo. Vi ricordo l'importanza di una buona raccolta di vetro e barattolame, poiché vetro e alluminio sono riciclabili al 100% e all'infinito.